La storia di Trieste si perde nella notte dei tempi. I primi insediamenti umani risalgono alla preistoria. Nel secondo secolo a.C. diviene municipio romano con il nome di Terceste, ma è dal 1382, quando Trieste si pose sotto la protezione del Duca d'Austria, che divenne uno dei principali scali portuali europei, fino a divenire col tempo la terza città dell'impero austro-ungarico. Esempio della grandezza asburgica è il castello di Miramare, che conserva tutt'oggi l'arredo e le decorazioni originali dell'epoca. Suggestivi 22 ettari di parco adagiati sulla riva del mare, con la riserva marina dove vige un regime di tutela integrale. Nell'Ottocento vennero fondati i grandi gruppi assicurativi, le compagnie di navigazione e si sviluppò la borsa. Fu solo dopo la fine della Prima Guerra Mondiale che Trieste venne annessa all'Italia. Oscuro neo di una città solare aperta, la risiera di San Saba, unico campo di sterminio nazista in Italia. Il secondo conflitto mondiale comportò la perdita delle terre istriane. La città fu soggetta all'amministrazione alleata con la costituzione del territorio libero di Trieste fino al 1954, quando fu restituita all'Italia. Arte, cultura e internazionalità sono i tre punti che la contraddistinguono, dalla solennità della Basilica di San Giusto allo splendore delle chiese ortodosse, fino alla sobrietà della sinagoga. Trieste è anche un importante polo internazionale scientifico con l'area Science Park, dove troviamo il più potente sincrotrone d'Italia, macchina adibita allo studio della fisica subnucleare che accelera le particelle a velocità prossime a quelle della luce. Nel 1963, con la nascita della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la città ne diviene il naturale capoluogo. Il Palazzo Municipale è sito in Piazza Unità d'Italia, che è la piazza aperta sul mare più grande d'Europa. Altro punto qualificante è l'università, con una popolazione studentesca di circa 23.000 unità. La particolare storia di Trieste ha favorito fin dall'Ottocento l'affermazione di scrittori triestini e l'arrivo di importanti autori, tra cui Umberto Saba, Scipio Slataper, Italo Svevo e James Joyce. Per raggiungere Trieste si percorre l'autostrada A4 Venezia-Trieste. Al casello dell'Isert si continua sulla superstrada che porta fino alla città.